Non è caduto un coppo dal tetto della casa nella Marmolada, non è nemmeno, come dire, caduto semplicemente il tetto, è caduta la casa, cioè non c'è stato solamente un distacco di un serracco, una slavina di superficie, è collassato il ghiacciaio, non era mai successo. Appena poco prima della tragedia in Marmolada, il senatore veneziano Andrea Ferrazzi era stato impegnato in una missione di 3 giorni in Valle d'Aosta, sulle montagne più alte delle Alpi, proprio per verificare lo stato di salute dei ghiacciai, trovando una situazione peggiore del previsto. Ovunque lo stato di scioglimento sta avanzando in maniera esponenziale. Proprio nel momento in cui eravamo nella verifica di un ghiacciaio sotto il Monte Bianco, sopra la Val Ferret, il sindaco di Courmayeur e il presidente della regione Val d'Aosta avevano disposto la chiusura dell'intera valle, perché il ghiacciaio sopra la valle si sta spostando 1 metro al giorno e c'è il problema, il pericolo di un distacco di questo tipo. Ero accompagnato anche dal presidente delle guide alpine della Val d'Aosta e mi diceva che quest'estate non si fidano nemmeno a predisporre i passaggi nei ghiacciai, a mettere le scale in orizzontali perché non sanno qual è il livello di crepacci. C'è una situazione del tutto inedita che non si è mai vista nelle nostre Alpi. Questo è il momento del dolore e del cordoglio che anche Ferrazzi esprime ai parenti e agli amici delle vittime, assieme ad un ringraziamento a tutti quegli uomini e donne impegnati nelle difficili operazioni di soccorso. Ma è anche evidente che ci troviamo di fronte ad un problema strutturale legato ai cambiamenti climatici. Il fronte del ghiacciaio della Marmolada si sta ritirando ogni anno da 15 a 30 metri e lo spessore sta diminuendo da 2 a 7 metri all'anno a seconda delle temperature. In 100 anni è cambiata la natura del clima, dobbiamo intervenire e intervenire immediatamente.